L'onorevole regionale Margherita La Rocca Ruvolo è stata eletta coordinatrice provinciale di Forza Italia ad Agrigento. L'elezione è avvenuta per acclamazione a margine del congresso provinciale che si è svolto nella giornata di ieri, domenica 28, ad Agrigento, presieduto dalla deputata nazionale di Forza Italia Enrica Mazzetti. Grazie al mio partito, ha detto Margherita La Rocca Ruvolo, per la rinnovata fiducia accordatami eleggendomi come coordinatrice di Forza Italia Agrigento dopo l'esperienza da commissario. I consiglieri comunali di Forza Italia di Agrigento, Cantone, Civiltà, Fontana e Scinta esprimono nel contempo apprezzamento a seguito dell'elezione dell'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo a coordinatore provinciale del partito, avvenuta per acclamazione al congresso provinciale che si è svolto domenica. I consiglieri comunali agrigentini affermano: rinnoviamo stima e condivisione, augurandole un proficuo lavoro all'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, personalità di elevato profilo e di comprovata esperienza e capacità politica. Il partito si vede oggi protagonista di due eventi fondanti, uno il 26 gennaio, i 30 anni di vita di questo partito, due i congressi che si stanno celebrando un po' in tutta Italia in queste ore, in queste giornate, un tesseramento che è andato alla grande, un partito che si attesta verso il 10%, il lavoro encomiabile che ha fatto il segretario Tajani, ma che ancora prima di lui aveva fatto Silvio Berlusconi, sull'onda di Silvio Berlusconi, nel ricordo di quello che è il partito come partito liberale, partito pluralista, partito che guarda a quelle che sono le esigenze di un territorio. Noi oggi siamo chiamati a continuare su questa linea, a dare risposte alla nostra provincia, al nostro territorio e pensare ed essere proiettati verso i prossimi appuntamenti elettorali di giugno. Ecco, lei continuerà nel coordinamento provinciale da commissario? Io intanto lo sono fino ad oggi, continuerò a lavorare insieme all'onorevole Riccardo Gallo. Questa grande armonia che c'è tra noi sicuramente è stato un punto di forza nella nostra provincia, perché riusciamo, lui nel versante orientale, io verso quello occidentale, a tenere ferma la barra verso il partito. Abbiamo fatto un tesseramento fuori dal comune, tutto questo sicuramente grazie agli amici che ci hanno supportato, che continuano a supportarci, grazie a chi crede in questo partito, che crede in un partito di moderati, ed ecco, questi sono, diciamo, i presupposti per essere non solo contenti, ma per andare al tavolo nazionale con le carte in regola. Ci sarà un suo impegno alle europee in prima persona? Se il partito me lo chiedesse sì, ad oggi non me l'ha ancora chiesto. Momento importante per Forza Italia, si va al congresso provinciale in attesa di quello nazionale e delle europee? Perfetto, siamo in un inizio democratico. Oggi c'è il segretario, sarà eletto il segretario Margherita Ruvolo, che è un sindaco. Siamo tutti insieme, faremo un partito con tutti i dirigenti, con tutte le persone che si sono spese per Forza Italia, e ci saranno questi 3 appuntamenti amministrativi, provinciali e europei, dove Forza Italia dirà la sua e spera di essere nel territorio vicino agli elettori. Ultimamente il partito è cresciuto parecchio, con diverse adesioni da tutta la provincia, onorevole. Sì, si stanno avvicinando tante persone che vogliono fare politica. Forza Italia è viva e vegeta, la guida del Presidente della Regione sta dando veramente tante soddisfazioni. Speriamo che tutto possa andare bene e che possiamo dare risposte per il nostro territorio. Oggi qui Enrica Mazzetti a presiedere le operazioni congressuali ad Agrigento in Forza Italia, un momento che coincide con i 30 anni della fondazione del partito. Per me oggi è un onore essere qui in Sicilia in mezzo a tanti amici siciliani che hanno dato lustro al nostro paese ma anche al nostro partito, perché Forza Italia qui in Sicilia è molto forte, lo è sempre stato e sono convinta lo sarà sempre, perché le persone credono, come tutti noi, nei valori che ci ha insegnato Berlusconi. Ce li ha portati in 30 anni di storia di questo partito, che poi si rispecchiano anche in tutta la società politica ma anche cittadina del nostro paese nazionale. Berlusconi è stato la rappresentanza del cittadino italiano che ha dato lustro a questo paese, come tante persone in Sicilia hanno dato lustro in Italia e fuori Italia a tutto il nostro mondo. Certo è fondamentale la storia, ma le radici per vedere al futuro. Ecco, Berlusconi ha lasciato una grande eredità, che sono i valori, che sono le idee, le proposte, che sono oggi attuali come 30 anni fa.
Qui noi oggi siamo tutti insieme a festeggiare certo 30 anni, ma soprattutto a creare il futuro, una prospettiva futura per i cittadini siciliani e anche per tutto quello che è la bella terra della Sicilia. Abbiamo dato molto importante come Forza Italia a questa regione perché lo merita. Noi abbiamo fatto oltre 100.000 iscritti, di cui più di 12.000 sono in Sicilia. Questo è un segnale importantissimo della vicinanza dei siciliani a Forza Italia, ma anche alla politica tutta nazionale e regionale. Ed è per questo io con grande orgoglio oggi sono qui a presiedere questo importante congresso. Noi fino ad oggi, grazie anche a Berlusconi, che era la mente del nostro partito, lui che organizzava tutto, che presiedeva tutto in modo egregio, ahimè, quando ci ha lasciato abbiamo dovuto camminare sulle nostre gambe, per cui era importante riorganizzarsi grazie al segretario nazionale Antonio Tajani che ha creato quella struttura che già Berlusconi aveva indicato, perché Berlusconi non sembrava ma aveva fatto una grande partita, strutturato, organizzato, che non vedo in altri partiti, e questa è la dimostrazione di tanta gente, di tanti iscritti, di tante idee e proposte che in tutta Italia vanno avanti. Ieri c'è stata la prima riunione della Consulta a Milano presidiata dalla Moratti, dove noi ascoltiamo, come sempre facciamo, anche le categorie economiche e professionali per dare una visione migliore del nostro Paese. L'onorevole La Rocca Margherita al segretario provinciale di questa provincia.